Ancora amici, secondo servizio, location, Galleria Angelica, ospitato la bipersonale dal titolo La poesia del mare, organizzazione a cura di Svetlana Lipanovic, presidente dell'Associazione Italo-Croata di Roma, e come sempre vediamo il contributo video. Amici di Arte 24, come detto in studio, ci troviamo presso la Biblioteca Angelica per seguire la mostra di due artisti croati, titolo dell'evento, La poesia del mare, organizzazione a cura della dottoressa Svetlana Lipanovic, che è il presidente dell'Associazione Italo-Croata di Roma, testo critico da parte della dottoressa Mara Ferloni. E come sempre adesso amici mettetevi comodi, iniziamo questa splendida avventura. Eccellenza, allora, una sua impressione su questa splendida manifestazione? Beh, è una mostra di due artisti croati che parlano del mare. Io direi la cosa importante tra Croazia e Italia è il mare che ci divide, però il mare che ci unisce, le due sponde di Adriatico. Questi artisti sono stati tutta la sua vita, uno addirittura il capitano navale, allora di professione un marinaio. Tutti e due sono stati influenzati dal mare, e questo è il mare Adriatico. Per noi, per me, il mare più bello del mondo. Quindi qui possiamo vedere le impressioni, le immagini, le strutture varie che loro hanno impressionato per fare questi bellissimi quadri. È molto interessante vederlo, si vedono anche varie tecniche di dipingere, e penso che questa è una cosa che merita una piccola e breve visita a questa galleria. Ai nostri microfoni Svetlana Lipanovic, che è il presidente dell'Associazione Italo-Croata di Roma. In primis grazie dell'invito, e anche la curatrice di questa splendida manifestazione. Quali sono gli obiettivi dell'evento? Gli obiettivi di questo evento, della mostra intitolata La poesia del mare, è far conoscere al pubblico romano e anche al pubblico italiano i due bravissimi pittori croati che sono Stjepko Mamić e Davor Vuković. I quadri sono molto belli, rappresentano varie tematiche legate al mare. I pittori sono svenuti già a Roma in altre occasioni, ma questa volta abbiamo fatto una mostra molto più grande. Ogni pittore è praticamente rappresentato con 20 quadri, e credo che in questo modo il pubblico romano potrà conoscere le loro opere.
Raccogliamo la dichiarazione anche della giornalista e critica d'arte, la dottoressa Mara Ferloni. Ciao Mara. Allora, una mostra dal titolo La poesia del mare, due artisti a confronto, se ce ne parli un attimo. Allora, una bellissima mostra che secondo me apre benissimo la stagione, ormai diciamo la prossima stagione dopo un'estate così calda. E calda è stata l'estate, ma calde sono queste opere che cromaticamente parlano della poesia del mare. Un titolo molto ben azzeccato, perché in effetti qui c'è veramente, attraverso il colore e attraverso anche una ricerca, i due artisti, Mamić e Vuković, praticamente in maniera diversa ma nello stesso tempo con la stessa poesia interiore, con lo stesso amore per il mare, ci parlano un linguaggio diverso, un linguaggio che sa di immensità, che sa di spazialità, ma soprattutto sa di questi colori così anche luminosi, così che ci fanno sognare, perché infatti è una mostra questa che oltre che ti interessa perché apprendi varie tecniche. Mamić per esempio usa tantissimi materiali e infatti questa luce che è particolare di questi fondali marini, di questi pesci fosforescenti, vengono attraverso una ricerca, però la ricerca non è sterile, è una ricerca che parla all'anima, ed ecco la poesia del mare. Vuković purtroppo è un artista che non c'è più, ma che io infatti mi sono complimentata perché vale la pena, come stanno facendo i figli e la famiglia, che sia ricordato. Due artisti internazionali che a Roma aprono una mostra, diciamo, autunnale, ma non è autunno, ma è come fosse il proseguimento di una calda estate. Amici telespettatori, amanti dell'arte, siamo in conclusione di servizio. Dottoressa, ancora complimenti da parte nostra, 30 secondi per chiudere. Vorrei ringraziare tutti che hanno partecipato alla realizzazione di questa mostra. La mostra rimarrà aperta fino al 26 settembre presso la Galleria della Biblioteca Angelica. In particolar modo vorrei anche ringraziare Ufficio Statale Centrale di Zagabria per i croati al di fuori della Repubblica di Croazia, l'ambasciata croata, e vorrei anche ringraziare la Biblioteca Angelica e la signora Mara Ferloni, critico d'arte, che ha scritto un bellissimo testo per il catalogo, e anche le famiglie Mamić e Vuković che hanno aiutato per realizzare questa mostra. Grazie a tutti.